Ecco come questa premiazione. Avvicinatevi qua tutti quanti. Giovanissimi, avvicinatevi. Qui il presidente della Bitese. Sta arrivando. Presidente, prego, sta comodi. Qua. Abbiamo anche la provincia, tra l'altro. Abbiamo tutti. Beh, sono campioni provinciali, quindi. Perché... Ringraziamo gli amici della Taloro Cavoi. Grazie ai ragazzi del Taloro Cavoi, un applauso ai nostri che hanno terminato un campionato lungo e difficile con 26 vittorie se non ricordo male, 5 pareggi e una sola sconfitta, quindi complimenti ai nostri ragazzi che diciamo ci fanno dare uno sguardo positivo per il futuro. Adesso lascio la parola al presidente della Bitese. Dai, due parole. Buonasera a tutti. Niente, come ho già detto prima a loro personalmente, gli faccio i complimenti, oltre che onorare la maglia, diciamo, quindi fare come dire, un grande passo per la Bitese e un grande passo per loro, quindi la loro determinazione che li accompagni in qualsiasi scelta facciano nella vita. Scusa, un attimo, ne approfitto ancora per la determinazione trasmessa naturalmente da Nico e Marino, ovviamente. Oltre a questo, ho l'occasione per ringraziare naturalmente tutti i dirigenti che hanno accompagnato questo percorso e i genitori e le mamme soprattutto, che senza di loro non saremmo qua. Ecco. Grazie a tutti. Passo la parola alla vicepresidente Biesini che farà la premiazione. Non va, eccolo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sono Roberto Biesini, vicepresidente della FIGC Sardegna, porto il saluto del presidente Gianni Caluni e ringrazio l'amico sindaco Giuseppe Ciccolini per il gradito invito. Ritorniamo come FIGC perché 4 anni fa, dove Giuseppe che non lo sto vedendo, come avevamo fatto l'insediamento del comitato regionale della Sardegna proprio qui a Bitti, quando purtroppo eravate stati colpiti da un'alluvione che aveva portato tante cose negative. Siccome, come dice il presidente Giancarlo Abete, la Lega Nazionale Dilettanti ha due gambe, una agonistica e una sociale, ritorniamo con grande piacere in questo momento per una vittoria e faccio i complimenti a tutta la società, ma soprattutto ai ragazzi della Bitese che sono laureati campioni provinciali dell'Under 15, così come i complimenti ai ragazzi del Taloro Cavoi per questa bellissima partita. Sono qui con il nostro delegato provinciale di Nuoro, Gianni Mureddu, e consentitemi di dire un grazie di cuore a tutti i dirigenti che tutti i giorni fanno un lavoro da un punto di vista sociale incredibile. C'è la parte agonistica molto importante, ma soprattutto i risvolti sociali che hanno consentito ai nostri giovani di giocare a calcio. Non tutti diventeranno dei Messi o dei Ronaldo, purtroppo l'Italia non gioca più i mondiali, ma sono convinto che la cosa più importante è che dopo questi ragazzi siano degli uomini nella società del domani, dei padri di famiglia, e che possano contribuire alla crescita della nostra società. Quindi grazie di questo gradito invito e in bocca al lupo.
due parole del delegato provinciale. Buonasera a tutti, sono Gianni Muredi, il delegato provinciale dell'ND. Permettetemi di dire due parole in coda, tanto tutti i ringraziamenti, tutte le cose doverose le ha fatte il nostro vicepresidente Roberto Desini. Vi rivolgo direttamente ai ragazzi, a tutti i ragazzi, con l'augurio che possiate coronare tutti i vostri sogni sportivi e sociali, ma soprattutto quelli sportivi, perché il mio ruolo mi porta a vedere tanti ragazzi in giro per la Sardegna, in giro per l'Italia, e vi chiedo di fare sempre una cosa: non smettete mai di sognare. Questo era un piccolo sogno per la Vitesse giovanissimi, vincere il campionato provinciale, lo avete vinto, è una piccola tappa, sognate ancora più in grande, sognate in grande anche voi del Saloro, sognate in grande tutti, ragazzi, dirigenti, genitori e allenatori. Grazie a tutti. Grazie, eccola la coppa tanto meditata. Prima i ragazzi del Taloro che si avvicinino a consegna del gagliardetto della Lega Nazionale Dilettanti. Complimenti, un applauso anche a loro che hanno disputato molto il campionato, una delle squadre più forti di questo campionato giovanissimo. Complimenti. E adesso un urlo gigante per i nostri piccoli campioni. Veramente tutti. Fate foto, preparate i telefoni. Dai, pronti? Chi solleva la coppa? Vitesse, Vitesse, Vitesse! Bravissimo! Vai con i gavettoni! Fateci vedere questa coppa anche a noi, però dai, avvicinatevi.
E tanto, il tempo di spazio la partita oggi. È bella, sì. Io sono arrivato in ritardo, con un nipote che io che mi hanno dato nulla, e tanto che Pinnugolo sono arrivato in ritardo. Oh, bravo, bravo. Ma non che si è giocato bene, pure voi l'avete giocato bene. A poi sto vino sono tiro che si è fatto l'ultimo in cui appena l'attento. Lascia essere pure. Voi quindi adesso dite loro Gavoi. Come in Gavoi si è scambiato pure Usinnico. Si è scambiato. E quindi la vostra è giovanissimi, no? Ecco. Come loro, però loro settimana saranno. Bene. E quindi voi come volete secondo, no? Terzo, no? E secondo chi è il vestito? Secondo il fondo. Ecco. Ma questo del Forni non bevare, ne vero? Siamo contenti per la vittoria. Bene. T'hanno secchito a giocare bene, mi raccomando, Beh, chi è da voi? Da lei? Tu io? Lui si vuole inquadrato? Vai, chi è da voi? Francesco, vai, a lei. E quindi quest'ultimo. Siamo molto contenti. Adesso possiamo festeggiare. E a fare meglio il prossimo anno. E secondo sclassificato schiesono. O secondo schiesono. Saranno Gavoi. No, mi pare che va parlato Fonne secondo, no? Secondo Fonne, terzo Caloro Gavoi. complimenti anche a loro. Hanno giocato bene, Oh, fuori! A lei te. Vabbè, prima il mio. E te narra la BTV, a lei, carichi cosa? Andavano a riunione. Tu hai pure giocare, Non si che era intervistato. No, che sono appunto a cominciare resta, sono appunto a cominciare. Io purtroppo non ho fatto anche manco fotografia, non ho fatto in tempo da applicare la macchina. Che intervistiamo a Giovanni, nipote mio. Con la Giovanni che ti intervisto. Con la che ti intervisto. Intervista buona. Intervista. Ehi, vieni dai. Giacomo lei. Giacomo dai. No, che non fa che nel gavettone.
cerchiamo sul presidente del Sabitese, poi dell'intervistare. Quindi Andrea, aspetta che intervistiamo sul presidente. Quindi Andrea, un bello risultato, insomma, Chiarinale che ha travagliato proprio bene, insomma, ecco. Questo è il risultato, una soddisfazione, più che altro sono riusciti normativi. Allora dipende, ovviamente, naturalmente per esserne parte integrante, quindi insomma è una cosa storica, comunque non teniamo sul risultato di Matessi, risultato peraltro. L'ultimo campionato che ha visto da Vitesse è stato proprio un campionato giovanissimo, quindi non teniamo questo risultato per oltre un decennio, quindi è una bellissima soddisfazione. Naturalmente appoggiamo prima dei primi scambi, tutto l'impegno che ritornano e tutto il contorno, il genitore, il dirigente l'ha detto locale, un quirico potete dare problemi naturalmente, e sull'organizzazione nostra non sono battuto, il quirico è Marino, oltre che nel campionato prima, e ripeto tutto il contorno che è una soddisfazione alla modalità, Poi a questo pure che sul torneo che è dedicato a Gianpietro Luio ha esposto in campo tanta squadra, cioè quindi batte una serie di metapestinelli che girano intorno. La squadra si può cantare tutta la squadra della Giovanni, sempre la puntata provare non tutti potranno andare questo risultato. Speriamo che solo è stata a fruttare, che comunque sia la prima squadra, che l'obiettivo è sempre escluso di arrivare alla prima squadra, e questa prima squadra naturalmente siamo usando qui flessione, non mi presentavo come fatto le mani per comparare rispetto all'anno passato, però il frutto sarà da collina da una parte. A sezono vivaio importante, insomma. Tantissimo siamo su un certo numero di iscritti, perché ripeto, in alta nel video dal fare vedere non possono andare, questo è un momento umano già ma poi va tutta un'organizzazione intorno delle persone che lavorano, mamas, collaboratori, sono tanto. Considerare che oggi con tutti loro dirigenti naturalmente che si occupano di questo settore in specifico hanno fatto tutto il cambio del genitore. Noi si dirigenti, compreso io, non venire a vivere come questa la situazione per sconfinare e a festeggiare tutti. Bene. Non resta che proprio devo augurare, insomma, andare da innanzi viene la prima squadra, ma su che importa è andare da innanzi dal suo punto di vista sociale e educativo, il risultato principale è proprio questo. Poi sul pallone che si perde si è andata da innanzi, ma sul risultato collegiale, sul sociale è sicuramente proprio dei spanto, comunque sia la tendenza esclusa anche di sport, comunque sia l'associazione sportiva di tutti ha il suo segno, sia da iscritto da chi naturalmente sempre deve avere lavori, non è stata una cosa che ti manca. Insomma, tra voi, Vitesse, soldi sul padre, soldi sabiti volli, è una realtà veramente importante. Ecco. Non siamo persone sportive da appunto che si mischiano alla associazione sacra. Certo, capite, metterono travaglio. Questa noi sportiva, no? Certo. Sono sempre coinvolta nel sociale, chi mette nella società e mette nella si spendere per questa. Sandro, io voi ti presento, a poco Bene. Auguri e a mezzo avanzamento. Ciao. Come
Fatti l'immagine. Allora, come? Allora, io che va due a chi non mancano mai a Calesia evento, a Calesia partita, sempre presente. Cioè un impegno veramente di carattere sociale, educativo, non del Paco Conti, insomma. Io penso che viene poi sul risultato viene una bella soddisfazione, caso travaglio. Però sul risultato sociale su che conta, è educativo, insomma, è tanto assente, persino certo, che ponite in funzione, cioè a fare sport, socialità, c'è tanta di questa bella. Comunque complimenti viene da questa organizzazione, cioè tanta gente che collabora. Grazie ai genitori che si impegnano sempre. E poi complimenti pure con qualcuno che ha bocchinata durante la spartita. No, non è vero, io non so. Va bene, a mezzo avanzamento, ciao ciao. Bene, che in questo tancamos la diretta, che è scominciato lo scumbito, sta cosa vittoria, non solo, ma tutto il risultato positivo che sta ottenendo la società polisportiva Bittese in Saiglia del Bizzi. Complimenti e abbiamo fatto per il suo dirigente, auguriamo buono profetto, aumento di avanzamento, viene dato la prima squadra, ma sempre aumentando che i risultati sportivi sono importanti, ma la cosa importante è il risultato sociale e educativo è la società la polisportiva Bittese, il risultato educativo e sociale nata veramente zicchito tanto ed è valore. A mentre vedere adioso, Bizzi TV.